All'hotspot di Lampedusa ci sono più di 500 migranti, avvistamenti e soccorsi di barchini nelle acque antistanti l'isola, così come approdi direttamente sulla terraferma, sono andati avanti per tutta la notte. Quattro barchini da 10 a 27 persone a bordo, tutti tunisini per un totale di 67, che sono riusciti ad arrivare autonomamente sulla costa, senza essere intercettati dalle motovedette. I migranti sono stati concentrati sul Molo Favarolo e poi trasferiti nella struttura di prima accoglienza di Contrada Imbriacola. La prefettura di Agrigento sta organizzando il trasferimento di almeno 150 migranti. L'ufficio territoriale del governo sta provando ad alleggerire le presenze perché sono più di 500 i tunisini sistemati alla meno peggio tra il padiglione e l'atrio esterno del centro, anche in vista di ulteriori nuovi sbarchi. Sono due traghetti, uno in tarda mattinata, l'altro in serata, che collegano Lampedusa con Porto Empedocle. E si registra l'ennesimo episodio di insofferenza da parte di migranti all'interno di strutture di accoglienza della provincia di Agrigento. Alcuni migranti hanno tentato ieri sera una fuga dal centro d'accoglienza a Casa dei Gabbiani di Agrigento e si sono scagliati contro tre carabinieri intervenuti per stoppare la rivolta. I due tunisini sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. I tre carabinieri sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove medici di turno hanno diagnosticato ferite e contusioni guaribili dai 7 ai 10 giorni.